Bene, credo che possiamo cominciare. Sedetevi per piacere e se consentite mi chiedo anch'io, non è una lezione magistrale, è una testimonianza di amore al paesaggio, ma soprattutto di amore alla Costituzione. Vedete, quando mi hanno chiesto di venire al festival ho acconsentito volentierissimo, perché parlare di Costituzione e parlare di Costituzione in questi tempi, in questi giorni, con tutte le difficoltà che abbiamo di fronte, mi sembra una cosa veramente molto molto importante. Mi è stato chiesto di parlare di un aspetto specifico della Costituzione della nostra vita, cioè il tema del paesaggio. Lo faccio volentieri perché il tema del paesaggio, il tema del patrimonio paesistico, ambientale e del patrimonio culturale, il tema dell'articolo 9 della Costituzione, è uno dei temi fondanti, a mio avviso, della nostra Costituzione. Perché ne parlo? Perché ho pubblicato recentemente 2 elogi, il titolo è un po' troppo pomposo, 2 testimonianze sulla mia esperienza, soprattutto di giudice costituzionale. 9 anni passati a lavorare con la Costituzione e per la Costituzione. Ed è un'esperienza che mi ha aiutato moltissimo nel mio percorso umano e culturale a completamento dell'attività, dell'esperienza che avevo svolto in precedenza. Sono stato magistrato ordinario, poi avvocato, professore, uomo prestato alle istituzioni, sia come ricordava il sindaco, sia come ministro della giustizia, ormai molto tempo fa, 20 anni fa, nel primo governo Prodi, sia soprattutto come giudice e poi come presidente, vicepresidente e presidente della Corte Costituzionale. Con la nomina a giudice costituzionale che ha cambiato il mio modo di vivere e che ha cambiato il mio modo di ragionare, sono entrato in una dimensione completamente nuova. Ho colto una serie di riflessioni e mi è sembrato giusto al termine raccoglierle in 3 momenti. Il primo è stato una riflessione sull'elogio della dignità, che è il nucleo fondamentale della nostra Costituzione. Il secondo, l'elogio, una testimonianza, sul tema del patrimonio culturale, storico e ambientale, che è una componente essenziale della nostra dignità. Il terzo è l'elogio della Costituzione, a cui sono arrivato a completamento di quelle riflessioni. Vedete, i tedeschi, che sono segnati nella loro identità dal ricordo di Auschwitz, nel 1949 sentirono il bisogno di aprire la loro Costituzione in nome della dignità, la madre di tutti i diritti fondamentali. Noi siamo più concreti. La nostra Costituzione prende in considerazione la dignità come pari dignità sociale in concreto di tutti, richiedendo alla Repubblica, cioè a tutti noi, di eliminare tutti gli ostacoli di fatto che impediscono ai cosiddetti diversi, bambini, anziani, donne, disoccupati, malati, detenuti, migranti, di avere in concreto la stessa dignità di ciascuno di noi, pari dignità sociale in concreto. E poi aggiunge 2 riferimenti estremamente importanti alla dignità come limite alla libertà di iniziativa di impresa e alla dignità come coefficiente della retribuzione del lavoro, che deve guardare non soltanto al valore dell'attività svolta, ma deve consentire al lavoratore, non è la favola di Cappuccetto Rosso, è una precisa indicazione costituzionale, deve consentire al lavoratore una vita dignitosa per sé e per la sua famiglia.
E poi oltre a questi punti specifici la Costituzione continua a occuparsi di dignità in tante altre norme. L'articolo 27, quale dice che le pene devono tendere alla rieducazione per il condannato e soprattutto non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, cioè alla dignità. L'articolo 32, ad esempio, che a proposito della necessità di un consenso per subire trattamenti medico-chirurgici, chiede che quei pochi trattamenti previsti obbligatori per legge nell'interesse generale non siano contrari al senso di umanità. C'è poi una norma, quella di cui vorrei parlare con voi stasera, che mi pare particolarmente fondamentale, che è sbandierata troppo spesso, che è evocata, che non è applicata in concreto. L'articolo 9 della Costituzione, il quale dice che la Repubblica tutela, promuove lo sviluppo della cultura, la Repubblica tutela il patrimonio artistico, culturale, storico e tutela il paesaggio. La Costituzione è stata scritta in un momento in cui il paesaggio, il concetto di ambiente non era ancora così noto, è stato utilizzato un termine, il paesaggio, che però al di là del suo valore estetico, come ha rilevato la dottrina e la giurisprudenza, in realtà esprime l'ambiente, esprime il rapporto che c'è tra la persona e ciò che lo circonda. Tanto per essere chiari, non solo il paesaggio bello di San Daniele, ma anche il paesaggio brutto intorno al raccordo anulare di Roma, il paesaggio disseminato di piccole fabbriche, il paesaggio della via Pontina che da Roma conduce verso Latina, verso Formia, disseminata di fabbriche nelle quali le piccole industrie, nelle quali venne disseminata a pioggia i finanziamenti della Cassa del Mezzogiorno. Ma c'è anche un altro paesaggio che va ricordato e che è oggetto del riferimento dell'articolo 9. Il paesaggio della risiera di San Saba, il paesaggio del binario 21 della stazione centrale di Milano, del campo di concentramento di Fossoli, il paesaggio, cioè le testimonianze dell'archeologia dello sterminio, oppure le testimonianze dell'archeologia industriale dei luoghi in cui si lavorava e si lavora tutt'oggi. Mi pare che questo discorso sia estremamente importante e significativo per sottolineare l'importanza che la Costituzione attribuisce a questo trinomio: cultura, ambiente, paesaggio, patrimonio storico e artistico. È estremamente importante perché, vedete, viviamo in un paese nel quale le opere d'arte sono tantissime. Potrebbe quasi dire che si sprecano, spesso finiscono nei depositi dei musei. Un paese nel quale era abitudine arrivare e fare razzia delle cose belle portandosele via. Lo fece Napoleone portandosi al Louvre vari capolavori dell'arte italiana nei secoli. Lo leggiamo dalle cronache giornalistiche quando leggiamo del cratere di Eufrosio al Museo Getty in California. Lo abbiamo visto, subito, quando durante l'occupazione nazista si è pensato di trasferire in blocco in Germania tutti i beni artistici di questo paese per adornarne la cancelleria del Reich e i palazzi di Berlino. C'era una tradizione di tutela delle cose antiche e del paesaggio in Italia, una tradizione che trova traccia, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, nelle leggi Bottai del 1939, la legge sulla tutela del patrimonio artistico, la legge sulla tutela del paesaggio. C'era un'attenzione, che forse ci siamo troppo dimenticati, al problema del paesaggio come coefficiente essenziale della nostra vita. Una legge del 1923, non voglio fare lezioni tecniche, non ne avete bisogno, non ne sarei capace. Una legge del 1923, la legge Serpieri, imponeva una serie di vincoli idrogeologici
all'uso dei boschi, di proprietà privata, di proprietà pubblica, di proprietà demaniale. Vincoli rigorosissimi, perché si sapeva che il bosco era una struttura essenziale per evitare le frane e le valanghe, per consentire che il terreno si consolidasse. Ce le siamo dimenticate queste leggi e tutti i giorni siamo abituati a leggere le cronache di frane e di valanghe, di case costruite sul greto o addirittura sopra il fiume, di fiumi tombati, cioè seppelliti sotto il cemento, e ogni tanto l'acqua si ribella, di valanghe. Pensate alla recente vicenda di Rigopiano in Abruzzo, dove c'erano delle malghe destinate ai pastori per il ricovero delle pecore durante l'estate, quando è noto che non nevica. È stato costruito al posto delle malghe un bel centro di salute e un albergo, bello, bellissimo, al fondo di 2 canaloni che confluiscono in un posto che è l'ideale per l'arrivo delle valanghe. La valanga è arrivata, non nei tempi degli uomini, è arrivata nei tempi della natura e ha provocato morte e lutti. Questa è la realtà del nostro paese. E da questo punto di vista a me sembra che la nostra Costituzione abbia un significato di forte novità rispetto ad altre Costituzioni. Riprendendo uno spunto contenuto nella Costituzione della Repubblica di Weimar e nella Costituzione della Repubblica Spagnola degli anni 30, si sono messi insieme 3 concetti fondamentali. Il concetto del paesaggio, cioè dell'ambiente, il concetto del patrimonio artistico e culturale, il concetto della cultura. Perché? Perché ci vuole un certo grado di cultura che abbiamo tutti per capire che l'uomo di Orvieto, se invece di essere in cima a un'altura, restare isolato, come si vede quando si arriva a Roma con l'autostrada, fosse circondato da una serie di villette a schiera, certamente non darebbe la stessa sensazione di bellezza che siamo abituati a vedere per esso. Perché, tutti ricordate, il tema della Valle dei Templi vicino ad Agrigento, dove la calata del cemento stava per arrivare fino alle fondamenta dei templi greci e per fortuna venne fermata. Tutti avete conoscenza delle nostre coste e del massacro che il cemento ha portato sulle nostre coste, anche se non solo nelle coste italiane, basta affacciarsi dopo Ventimiglia alla Costa Azzurra per vedere come anche lì il rapporto tra l'uomo e il mare, tra l'uomo e la costa, tra l'uomo e la spiaggia, è stato rovinato, deturpato, coperto dal rapporto tra l'uomo e il cemento. Stiamo cioè cominciando a capire i guai che vengono dalla rovina, dalla trascuratezza nella tutela del patrimonio ambientale, dalla trascuratezza nella tutela del patrimonio artistico. Pensate all'occupazione dissennata del suolo, alla cementificazione, all'inquinamento, alla gestione criminale dei rifiuti, alle ecomafie. Sono una fase perfezionata di questa capacità di sfruttamento perverso del territorio. Per quanto riguarda il patrimonio artistico e culturale, pensate non soltanto ai furti, i furti dei tombaroli come li chiamano a Roma, sulle tombe etrusche nelle vicinanze di Roma, i furti in grande stile, o il massacro del patrimonio artistico storico attraverso gli scavi per la realizzazione di grandi opere senza una sufficiente attenzione. Il film di Fellini su Roma ne è una testimonianza efficace, senza un'attenzione sufficiente a ciò che si scopre andando con lo scavo in profondità, cioè la lettura della vita dell'uomo e della donna attraverso i secoli. Io credo che stiamo cominciando a recuperare con molta fatica, con molta difficoltà, il senso del rapporto tra il patrimonio artistico e culturale e il patrimonio paesistico. Guardate, c'è un giardino
nelle vicinanze di Roma, giardino di Ninfa, che propone un'esperienza estremamente interessante. Ricorda Angkor Wat in Cambogia, l'intreccio tra la natura e le rovine, l'intreccio tra le pietre che sono la testimonianza dei templi, delle chiese, dei luoghi pubblici, della vita del passato, e la natura che ha invaso e assorbito i relitti di queste tracce e che ci consente di cogliere l'importanza del nesso che c'è tra il patrimonio ambientale e quello storico-artistico del nostro paese. È importante averlo scoperto, perché nel frattempo, mentre noi ricoprivamo di cemento le nostre coste o lasciavamo che il nostro patrimonio artistico venisse sgretolato per portarsene via i relitti attraverso le esportazioni clandestine, altri scavavano per costruire grandi opere o per trovare reperti da commerciare clandestinamente o, come è capitato in ultimo, cito per tutti Palmira, si scagliavano con una sorta di furia iconoclasta contro le testimonianze del passato. Ecco, tutto questo ci ha portato a una situazione di convivenza con il brutto, di cui uno degli ultimi emblemi è la cosiddetta terra dei fuochi in Campania, cioè l'inquinamento di un territorio sistematico, lo smaltimento, o meglio non lo smaltimento, il traffico dei rifiuti, il traffico della spazzatura. L'ultima e più attuale denunzia di questo discorso abbiamo ad esempio nella enciclica di Papa Francesco di 2 anni fa sulla Carra Comune, sull'importanza dell'attenzione alla natura, sulla responsabilità che abbiamo nella spoliazione dei territori di fronte alla creazione di una nuova categoria di migranti. Noi eravamo abituati a considerare i migranti in 2 categorie, quelli che fuggivano dalla guerra e i cosiddetti migranti economici, di cui mettevamo la rinfusa tutti gli altri, che non andavano a chiedere asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra, ma che scappavano dalla guerra. Adesso a queste 2 categorie se ne aggiunge una terza, che è la più numerosa, la più preoccupante, i cosiddetti migranti ecologici, cioè coloro che sono obbligati a fuggire dalla loro terra perché sulla loro terra non hanno più né cibo né acqua. E allora tutto questo mi fa venire in mente il contrasto paradossale, assurdo, tra nostra sorella acqua, molto umile e utile e preziosa e casta, come dice San Francesco nel Cantico delle Creature, uno dei primi riferimenti nel nostro paese alla tematica dell'ambiente, e l'acqua oggi che è la causa, comincia a essere la causa di una serie molto numerosa di guerre. Si dice che un domani il nostro futuro sarà condizionato dalla mancanza di acqua più ancora che dalla mancanza di petrolio. E già adesso in Medio Oriente, accanto al petrolio, una delle cause dei contrasti e delle lotte è proprio l'acqua, la tematica ad esempio del Giordano, degli sbarramenti del Giordano e dell'utilizzo dell'acqua del Giordano. E questo ci fa capire perché nell'articolo 9 della Costituzione, accanto al riferimento al compito della Repubblica, tutelare il patrimonio culturale e artistico e tutelare quello che la Repubblica chiama paesaggio, ma che in realtà è l'ambiente, c'è un altro riferimento altrettanto importante: sviluppare la cultura, che è ciò che consente alla persona di capire il legame che c'è tra i fiori e le pietre, tra il linguaggio del passato, il linguaggio delle pietre, e il linguaggio del futuro, cioè dell'ambiente, il linguaggio dei fiori, degli alberi, dei frutti, dell'erba, il discorso della cultura. Allora l'articolo 9 in realtà è una chiave di volta, a me sembra, della nostra Costituzione, e compresa nell'ambito dei principi fondamentali, così li definisce la Costituzione, come l'eguaglianza, la solidarietà, il lavoro, la democrazia, quei principi fondamentali, il ripudio della guerra, la libertà.
è uno di quei principi fondamentali su cui si regge tutta l'impalcatura del nostro vivere insieme. La sostanza dell'articolo 9 è: non devi guardare il passato, devi guardare le tracce del tuo passato per capire e poter programmare il futuro. Non potrai progettarlo se non sai che cosa hai dietro le spalle. L'articolo 9 richiama due diritti fondamentali che stiamo perdendo di vista: il diritto al territorio e il diritto alla memoria. Due diritti che contribuiscono in modo determinante a fondare l'identità umana e la dignità della persona. Sapere da dove vengo, avere la consapevolezza di ciò che di bello realizzato è stato realizzato nel passato che mi appartiene. E non solo ciò che di bello è stato realizzato, ma anche ciò che di brutto è stato realizzato. I forni crematori, ciò che è scritto sull'ingresso del campo di concentramento di Dachau. Dimenticare il passato vuol dire essere condannati. Chi dimentica il passato è condannato a ripeterlo. È un insegnamento profondamente attuale e condensato nell'articolo 9 della Costituzione. L'ambiente e la memoria, il passato e il futuro, il passato che abbiamo alle spalle, il futuro che abbiamo dinanzi a noi e che dobbiamo progettare. È una logica un po' diversa da quella, ma è la logica che sta maturando finalmente faticosamente, da quella ad esempio con cui a Woody Allen, quando si chiedeva tu che cosa farai per i posteri, rispondeva: i posteri, chi li conosce i posteri? Io non li ho mai visti. Una logica però che è quella che ci porta a consumare la terra, della quale siamo soltanto legittimi detentori, con l'impegno a passarla alle generazioni che ci seguiranno. Questo tra l'altro vuol dire, quando trasferiamo questo discorso nell'ambito, chiamiamolo giuridico, vuol dire un discorso molto importante ma al tempo stesso molto difficile. Vuol dire confrontarsi con concetti che nel diritto dobbiamo tradurre in termini precisi, ma che di per sé hanno dei grossi margini di possibile ambiguità. A cominciare dal concetto di dignità. Che cos'è la dignità? La Costituzione parla di dignità, ma qualcuno sostiene che è un concetto troppo ambiguo e troppo generico per avere domicilio nella casa del diritto, perché può voler dire di tutto. Può essere dignità quella dei dignitari che, in quanto hanno potere, possono dire agli altri: tu non sai chi sono io. Possono fregiarsi di uniformi, di medaglie, di onorificenza. Sono vicini al potere o sono il potere. E un po' la dignità, come veniva considerata nell'ambito romano, è un po' un discorso pericoloso, perché è il discorso per il quale troppi, non solo nel nostro paese ma anche nel nostro paese, per continuare a essere dignitari smettono di essere dignitosi. Oppure possiamo considerare la dignità come una specie di manuale di buona educazione o come una specie di prontuario di pubblica sicurezza. Questo non è dignitoso, questo non bisogna fare. Oppure qui c'è la chiave bellissima di apertura che ne dà la Costituzione: possiamo considerare la dignità come il metro della nostra identità nel rapporto con gli altri. La pari dignità sociale di cui parla l'articolo 3 della nostra Costituzione, ponendo la sua realizzazione come obiettivo primario dei compiti della Repubblica, e cioè di tutti noi. Rimuovere gli ostacoli legati alle diseguaglianze di razza, di religione, di sesso, cioè alle patologie dell'eguaglianza in questi campi, di condizioni economiche e sociali che impediscono la piena partecipazione di tutti alla vita sociale e che consentono, queste diseguaglianze, di etichettare come diverso tra virgolette e quindi come discriminato un soggetto che non abbia la stessa misura concreta di dignità
che io ostento, perché io ce l'ho, perché io appartengo a una certa parte dell'universo delle persone rispetto agli altri. E definire il concetto di dignità è difficile, ma come è difficile ad esempio definire i concetti di ambiente, di inquinamento, di disastro ecologico, che si sviluppano nell'alternativa tra una concezione antropocentrica e una concezione ecocentrica. Cosa vuol dire questo discorso? Vuol dire che per lungo tempo noi abbiamo visto l'ambiente, la realtà di ciò che ci circonda, misurandolo a misura d'uomo. Adesso dobbiamo cominciare a confrontarci con una prospettiva opposta, misurare l'uomo a misura dell'ambiente, cioè mettere al centro la biodiversità, mettere al centro il significato della tutela dei fiori, degli alberi, dei frutti. Guardate, piccolissima parentesi, tornerò alla fine se avrò ancora un po' di tempo. Expo 2 anni fa, l'Expo dedicata al cibo e all'acqua a Milano. Bella, bellissima. Ho lavorato per qualche mese cercando di dare una mano al sindaco di Milano per la realizzazione di questo obiettivo. Sono rimasto un po' stupito quando ho visto che il segno dell'Expo era un albero. Oh, si è allargato il cuore, finalmente. Il guaio era un albero di nickel e di LED elettrici. Cioè non era uno degli ulivi monumentali, degli alberi monumentali che finalmente abbiamo cominciato a censire in base a una legge del 2013 e che rappresentano i monumenti, qualcuno addirittura millenario, altri centenari, di quella che è la nostra tradizione verde. Era un albero artificiale, bellissimo, non sporca. Un giorno ci metteremo anche sopra gli uccelli artificiali per cantare che non sporcano nemmeno loro e avremo raggiunto un livello un po' deprimente, anche se tecnologicamente avanzato, di ambiente a misura d'uomo. Non è questo l'ambiente a cui pensiamo. L'ambiente a cui pensiamo è quello in cui l'uomo si trova in una realtà che lo condiziona e condiziona a sua volta questa realtà. Quando abbiamo nel 2015, tenendo conto di queste indicazioni, tenendo conto di una direttiva europea che dal 2008 ci diceva che l'Europa, i problemi che l'Europa ci pone, che ci imponeva di adottare una disciplina dell'ambiente adeguata a livello europeo, perché i vapori della combustione, l'avvelenamento dell'aria non rispettano i confini. Infatti a Chernobyl, all'insalata italiana colpita dalle radiazioni di Chernobyl quando scoppiò il reattore in Ucraina. E quando costruimmo nel 2015 una nuova concezione dei diritti, della tutela dell'ambiente e dei diritti a tutela dell'ambiente, ci siamo trovati in grosse difficoltà. Prima, non essendo facile definire che cos'è l'ambiente, che cos'è la biodiversità, che cos'è l'inquinamento, che cos'è il disastro ambientale, o meglio, è facile capirlo, è meno facile definirlo ai fini del diritto, che richiede soprattutto il diritto penale, settore da cui io vengo, concetti precisi per evitare arbitri nell'applicazione della legge. Per esempio, per fare un esempio, l'avvelenamento delle acque del mare e dei fiumi, che avviene goccia a goccia. A un certo momento c'è la goccia che fa traboccare il vaso, cioè che fa diventare tossico un qualche cosa che prima non lo era. Qualche volta capita in modo traumatico. Pensate a una delle prime sciagure ambientali di questo paese, l'Icmesa, una fabbrica che scoppiò mandando in circolazione tonnellate di diossina che avvelenarono l'atmosfera. Altre volte avviene goccia a goccia, come negli scarichi abusivi nel mare o negli scarichi abusivi nei fiumi, in cui appunto c'è un problema di capire quando si supera la soglia. La difficoltà di dare una definizione tecnica e penalmente valida di ambiente aveva portato ad adagiarsi
con una buona dose di fiducia mal riposta, nel considerare il reato ambientale e nel tutelare l'ambiente, punendo l'inosservanza alle prescrizioni amministrative in tema di ambiente. Però l'inosservanza delle leggi di solito è punita con delle sanzioni abbastanza irrisorie. Noi le definiamo bagatellari, sanzioni che vanno prese in prescrizione, sanzioni che sono di solito limitate al pagamento di somme di denaro e che quindi non hanno un'effettiva efficacia deterrente. Il legislatore penale del 2015 ha fatto due cose importanti, finalmente. Ha collocato i reati contro l'ambiente nell'ambito del codice penale, invece di tenerli confinati nelle leggi speciali. E mettere un comportamento nell'ambito del codice penale dovrebbe essere più stigmatizzante, più riprovevole, che non averlo in una norma disseminata tra le tante leggi speciali che caratterizzano il nostro universo giuridico. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, prese di petto la definizione di inquinamento, la definizione di disastro ambientale, e qui cominciano i dolori, perché l'applicazione concreta di questo discorso, l'interpretazione di questo discorso non sempre è facile, perché può dare spazio o origine a una serie di contestazioni o una serie di diverse valutazioni che sono la tomba della certezza del diritto. E questo discorso probabilmente andrà riesaminato e ritoccato attraverso l'esperienza. Ma c'è anche un altro tipo di problema giuridico. Pensate ad esempio che la stessa Costituzione prevede tre definizioni di realtà, che sono in realtà tre prospettive diverse di definizione di un'unica realtà: paesaggio, territorio, ambiente. Solo un problema concettuale? No, è anche un problema molto concreto di potere, perché la tutela, il controllo, la gestione del paesaggio è affidata a istituzioni e organismi diversi da quella che riguarda il territorio come tale, la divisione di competenze tra la regione, lo Stato e le realtà locali. È passato molto tempo alla Corte Costituzionale, ci siamo trovati varie volte da due parti della barricata col professor Bartole a discutere, io come giudice, lui come valido difensore, queste definizioni. Io ricordo per esempio una cosa che mi colpì, che mi ha levato, non dico mi ha levato il sonno, ma qualche volta mi ha tenuto sveglio: la distinzione tra valorizzazione e tutela dei beni artistici e culturali, perché la Costituzione, dopo la modifica del 2001, ha introdotto una distinzione tra la tutela dei beni del patrimonio artistico e culturale e la sua valorizzazione. E allora lo scontro, il confronto, la lite tra lo Stato e la Regione, perché allo Stato spetta la tutela, alla Regione spetta la valorizzazione, sia pure nel quadro di un complesso discorso della legislazione concorrente tra quella dello Stato e quella della Regione. Non è solo un problema concettuale, è anche un problema di soldi, è un problema di potere. Ogni volta che un fenomeno viene visto in un'angolatura diversa dall'altra, si evocano profili di competenza, profili di potere, profili di attribuzione di risorse tecnico-economiche e quindi la possibilità di un confronto, di uno scontro che la Corte Costituzionale ha cercato di risolvere in parte facendo un richiamo alla cosiddetta leale collaborazione, alla necessità che oltre al discorso giuridico, vedete, noi viviamo troppo nel mondo del diritto, viviamo talmente nel mondo del diritto che in questi giorni il programma del nuovo governo viene definito contratto e in questi giorni il Presidente designato del Consiglio si autodefinisce avvocato. A me piacerebbe che queste tematiche fossero affrontate su un piano diverso da quello di noi giuristi. Ci rimane sempre spazio per poter lavorare anche noi, ma bisognerebbe poterlo affrontare un po' più dall'alto,
senza bisogno di ricadere sempre in concetti giuridici che poi sono la copertura o l'espressione di scontri e di confronti di potere. O comunque sono, come qualcuno diceva malignamente in questi giorni, sono la premessa di parcelle di avvocati. Ecco, perché a questo punto io sono rimasto colpito da un discorso che nasce proprio dal buon senso della realtà. La Gioconda, il Duomo di Orvieto, i capolavori di Giotto e di Cimabue, il bel panorama, si immagina che tutti abbiano diritto a goderne. Allora salta fuori il discorso e la definizione sulla quale stiamo cominciando a lavorare e sulla quale nel nostro ordinamento ha lavorato da maestro un grande giurista, Stefano Rodotà, il concetto dei beni comuni, un concetto che affianca e sovrappone o distingue da quella che è la proprietà in senso tecnico, questo bene è mio, privato, questo bene è suo, dello Stato, demagno, oppure è suo, della regione, del comune, si affianca a quella che è la proprietà, si affianca il discorso della fruibilità di certi beni fondamentali legati all'identità della persona, legati alla sua dignità, come beni comuni, beni di tutti. E abbiamo anche qui in Friuli tutta una serie di esperienze passate, quello sulle comunità, pensate alla magnifica comunità cadorina, pensate alle comunità per il legnatico, per il macchiatico, alle forme di godimento e di sfruttamento comune di certi beni nell'interesse di tutta la comunità, che sono probabilmente una delle strade che dovrà essere seguita per il futuro. Anche perché tutto questo porta a un'altra considerazione che mi pare abbastanza importante e preoccupante. Dopo anni in cui ci eravamo scordati che abbiamo tante opere d'arte in abbondanza, abbiamo cominciato a scoprire che sulle opere d'arte ci si può anche guadagnare. Avete la famosa frase che un ministro disse e poi negò di aver detto: con la cultura non si mangia. No, con la cultura si mangia, tutto il problema è che cosa si mangia e come si mangia, cioè il godimento e lo sfruttamento dei beni artistici e del paesaggio per trarne profitto. È un discorso che lascia abbastanza preoccupati. Qualcuno ha parlato in termini entusiastici, ormai tempo addietro, dei cosiddetti giacimenti culturali. Si dice anche noi abbiamo il nostro petrolio italiano, che sono i beni artistici, che sono i beni ambientali. Io ricordo la timida obiezione che avanzai a chi proponeva questa definizione: i giacimenti culturali come il petrolio italiano. Il petrolio sporca, il petrolio inquina, il petrolio costa, il petrolio prima o dopo finisce. Bisognerebbe che trovassimo un modo per l'utilizzazione dei giacimenti culturali che evitasse le conseguenze negative che derivano dallo sfruttamento dei giacimenti di petrolio. Cioè dobbiamo trovare un equilibrio tra il godimento, la fruibilità da parte di tutti su quei beni e il riconoscimento dei diritti di proprietà, secondo gli schemi classici, delle responsabilità, degli oneri e dei vantaggi che spettano al proprietario o a colui che ha la disponibilità di quel bene. Ci tornerò rapidamente, se mi date ancora un momento per arrivare alla conclusione, facendo una riflessione su un bene comune per eccellenza entusiasmante, il bosco. Una politica oculata del territorio, dell'ambiente, del patrimonio artistico può certamente essere una fonte rilevante di posti di lavoro. Non è solo e tanto il turismo, è anche quello. Tutti ricordate che nel Settecento il viaggio in Italia era percorso obbligato per chi voleva, venendo da fuori, aprire un discorso di cultura e allargarsi la testa girando l'Italia.
piano piano il discorso turistico ha passato una serie di traguardi che lo hanno portato a deteriorarsi sempre di più, dal turismo di massa al turismo mordi e fuggi, alla situazione attuale in cui l'Italia deve faticare per mantenere certi livelli turistici. Da ciò i tentativi legislativi giusti di una nuova valutazione, di una nuova definizione del turismo in una prospettiva un po' più ampia, che tenga conto non solo del discorso della cultura, dell'arte, del paesaggio, ma che tenga conto della gastronomia, dell'ospitalità, della mobilità, dell'accessibilità, cioè il discorso di una logica di, non di sfruttamento, ma di godimento globale del territorio, dell'ambiente, con tutte le caratteristiche, con tutte le risorse che esso può offrire. E questo apre la via a una ipotesi di valorizzazione del cosiddetto terzo settore, cioè l'impresa no profit, il lavoro giovanile, il volontariato, la sussidiarietà prevista esplicitamente dall'articolo 118, ultimo comma della Costituzione nella riforma del 2001, infelice per tanti aspetti, ma opportuna per alcuni come questo, cioè la possibilità di superare l'alternativa rigida con la quale abbiamo sempre o quasi sempre vissuto per tradizione tra ciò che è privato, votato quindi al profitto, e ciò che è pubblico, votato quindi all'inefficienza. Arrivare a una via intermedia tra le due, che è quella appunto della ricerca di soluzioni di lavoro attraverso il volontariato, con due problemi: il rischio che queste soluzioni possano diventare sfruttamento ad esempio del lavoro giovanile, o il rischio che queste soluzioni, come insegnano alcune vicende, alcune troppe vicende di cronaca giudiziaria, in mancanza di una legislazione precisa che finalmente si è cominciato ad affrontare, apra varchi e spazi alla criminalità, che ormai è entrata pesantemente nella gestione del cosiddetto terzo settore, cioè del volontariato, cioè attività di assistenza ai migranti, attività di valorizzazione del territorio. Un'ultima considerazione, anzi l'ultima la riservo sul bosco, perché mi sembra giusto concludere con una nota di ottimismo. Noi abbiamo vissuto, potrei dire con molta approssimazione, con molta imprecisione, tre momenti. Il primo momento era stato quello dell'avere, della proprietà, del codice Napoleone, dei confini. Questo è mio, questo è tuo. Il secondo momento è stato quello, direi soprattutto intorno alla Seconda Guerra Mondiale e a ciò che ha rappresentato sotto molteplici profili, il momento della identità, dei diritti fondamentali, del riconoscimento che anche gli individui, le persone e non solo gli stati contano sul piano anche internazionale. Qualcuno ha detto che il diritto costituzionale si è internazionalizzato e che il diritto internazionale si è costituzionalizzato. Io ho qualche perplessità su questo discorso, soprattutto mi lascia un po' preoccupato la via degli interventi per ragioni umanitarie, per ristabilire i diritti fondamentali, magari attraverso le bombe intelligenti, che hanno caratterizzato alcune recenti avventure, vorrei definirle di neocolonialismo. Penso per tutte alla vicenda dell'Iraq, la guerra contro Saddam Hussein, o alla vicenda della Libia, l'abbattimento e la deposizione di Gheddafi. O quello che tutti temevamo e ci aspettavamo rispetto alla Corea del Nord. E in questa prospettiva siamo passati a una terza fase, quella che stiamo vivendo, non più l'era dell'avere, non più l'era dell'essere, dell'identità, ma l'era del conoscere, della rete, della possibilità di dislocare attraverso la dimensione virtuale beni,
come il denaro, i valori, le idee di cultura e di applicazione tecnico-scientifica. La grandissima conquista, ma è poi solo una conquista, stiamo pagando un prezzo forte, attraverso la rete. Qualcuno l'ha scoperto prima di altri. Ad esempio si è scoperto che il denaro, tardi, si è scoperto che poteva fare il giro del mondo in pochi secondi e che quindi questo si prestava a nascondere e a riciclare il denaro sporco. E ci è voluta della fatica per attrezzare la possibilità delle sentenze, dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria a fare il giro del mondo con la stessa velocità con cui la fa il denaro. E siamo ancora in fase di ricerca da questo punto di vista. Più ampiamente, un fenomeno che Umberto Eco aveva fotografato, intuito, che Rodotà ha esaminato in modo approfondito, è quello del problema che un tempo i cretini parlavano al bar sport, tutto al più avevano 10 persone ad ascoltare. Adesso i cretini possono parlare all'universo mondo ed avere miliardi di persone che li ascoltano, mettendo in movimento tutta una serie di meccanismi emulativi. E quel veicolo, la rete che diffonde tutto, può diffondere ad esempio le notizie false. Oggi siamo tutti terrorizzati di fronte alle fake news. Chi può intervenire a controllare? È una forma di censura. Manca, si è faticosamente elaborata una carta di internet, ma mancano strutture e realtà in grado di dare, non dico un controllo, ma un assetto ordinato a questo universo che è affidato al buon cuore dei grandi produttori, e non è detto che i grandi produttori abbiano buon cuore, di solito hanno buon portafoglio. Tanto più che in questa situazione siamo tutti cascati un po' nell'illusione che la rete ci consentisse di avere degli amici tecnologici a buon mercato. E quindi siamo andati a riversare le nostre confidenze, i social, i nostri affari, non a degli amici elettronici, ma a delle macchine che avevano il compito di registrarli e poi di sfruttarli commercialmente. Così come siamo caduti nella trappola delle tessere di fedeltà, tutta quella serie di marchingegni con i quali si può arrivare a una schedatura del corpo elettronico della persona e a saperne vita, morte e miracoli. Cioè siamo in un contesto di globalizzazione che tra i tanti obiettivi e tra i tanti vantaggi c'è anche lo svantaggio di voler trasformare l'uomo, il cittadino, soprattutto in un consumatore. Consuma e per consumare fai imballaggi, fai incartamenti, fai tutte quelle cose complicate che poi producono tonnellate di spazzatura. Tanto questo alimenta il circuito produttivo. Ecco, io credo che questo discorso rischia di ridursi a due punti fondamentali: a un discorso di esaltazione della globalizzazione con tutti gli aspetti positivi che ha, che finisce per abolire il territorio e lo spazio. Con la dimensione virtuale della globalizzazione le distanze non esistono più, una concentrazione dello spazio a cui corrisponde la concentrazione del tempo. Vedete, fateci caso, è diventato un mito del nostro modo di vivere la velocità e l'efficientismo. Ricorderete tutti nel dibattito sul referendum di 2 anni fa, quando ci si propose una modifica della Costituzione che venne respinta poi a grande maggioranza in sede di referendum, uno degli slogan fondamentali era: abbiamo bisogno di più velocità nel decidere le leggi più veloci. Io personalmente sono convinto che di leggi ne abbiamo fin troppe. Se io fossi un dittatore fisserei per 3 anni l'obbligo di consumare le leggi che abbiamo, proibendo di emanare leggi nuove, poi si ricomincia. Cioè lo slogan della velocità. Arriviamo in America con i supersonici nell'arco di 3 ore, jet lag permettendo. Abbiamo perso la dimensione delle stagioni, abbiamo disincronizzato
i tempi dell'uomo con i tempi della natura. Chi si ricorda più la primavera? Sì, venendo qua la si vede e la si apprezza e la si gode, ma in città il senso della primavera si è perduto. Ecco, viviamo cioè in una condizione che è quella dell'efficientismo, che è quella della velocità, che è quella dell'algoritmo. Ogni tanto mi sveglio di notte con un incubo, quello degli ebrei che nella loro lunga marcia verso la terra promessa, a un certo momento, stufi di mangiare cavallette, approfittando dell'assenza di Mosè, costruirono un vitello d'oro, nella speranza che il vitello d'oro li avrebbe portati prima a destinazione. Quando Mosè scese dal Sinai, capitò il finimondo. Ecco, noi stiamo rischiando di sostituire il vitello d'oro della tradizione ebraica con l'algoritmo d'oro, che ormai la legge dei numeri, che in fondo è una legge matematica, mi perdonino i matematici, anche un po' della casualità, finisca per dominare il nostro mondo. In modo che un errore piccolo nell'ambito dell'applicazione di un algoritmo possa scatenare dei traumi nel sistema borsistico, possa scatenare delle angosce collettive come quella che è capitata qualche mese fa alle Hawaii, quando si diffuse la notizia, perché gli algoritmi avevano sbagliato, che era partita una salva di missili dalla Corea del Nord diretta alle Hawaii. Questo è il nostro modo. Abbiamo sostituito a quello che era l'equilibrio del terrore del periodo precedente i bombardieri che volavano tutto il giorno con le bombe nucleari a bordo, perché chi spara per primo ha la sicurezza di non essere distrutto dall'ondata di ritorno, l'abbiamo sostituita con l'incubo degli algoritmi e stiamo cominciando a renderci conto che l'algoritmo sì è un aiuto per la libertà dell'uomo, ma può anche essere non un aiuto ma un'oppressione. D'altra parte non sarei il primo a sottolineare, altri l'hanno detto ben più a fondo di quanto lo possa dire io, povero giurista, a sottolineare che la scienza e la tecnica sono al tempo stesso madre e matrigna dei diritti fondamentali. Aiutano l'implementazione dei diritti o delle pretese che si vogliono far diventare diritti, ma contemporaneamente contengono in sé i germi per azzerarli. E se si abolisce il tempo e lo spazio alla persona, si aboliscono, si eliminano due coefficienti fondamentali della sua identità e della sua dignità, perché o l'uomo rimane solo preda dell'insicurezza e della paura e da ciò il ritorno al nazionalismo, il ritorno ai fili spinati per difendere i confini, il rifiuto del diverso, la paura del diverso e quindi la logica delle armate della paura reclutando la gente per combattere il diverso, oppure ci si massifica completamente. È un'avventura abbastanza triste ed è l'avventura dei nostri giovani, i quali rischiano di restare sdraiati perché alzandosi avrebbero paradossalmente le due alternative estreme del nichilismo, della violenza, dell'ISIS se vogliamo, pensate ai foreign fighter, e dall'altra parte il traguardo del posto in banca, stipendio fisso, l'utilitaria comprata a rate e l'abito blu, come diceva una vecchia canzone di un gruppo milanese di cantautori. Ecco. Si sta cercando un recupero, abbiamo delle tracce importanti per quanto riguarda ad esempio il recupero del diritto al territorio, le sentenze di alcune corti supreme che hanno risarcito i nativi del danno subito dalle generazioni precedenti quando sono state rapinate dei loro territori dai soldati blu, ad esempio, nella conquista dell'Ovest degli Stati Uniti. E abbiamo un problema molto forte di memoria. Dicevo prima, chi dimentica il passato è condannato a ripeterlo. Pensate a tutte le polemiche che accompagnano il tema della memoria, il tema del negazionismo della Shoah, per prendere uno degli emblemi più significativi di questo tipo di discorso. Il negazionismo come forma di completamento di un ciclo
di antigiudaismo che poi è diventato antisemitismo e che adesso sta diventando antisionismo. La domanda che l'Europa ha risolto richiedendo la repressione anche penale del negazionismo, la domanda se il negazionismo della Shoah vada combattuto con la storia, con la cultura o vada combattuto col giudice penale e con le sentenze. Una domanda tuttora aperta e che probabilmente richiede un intervento di equilibrio. E questo propone un'altra lezione importante che nasce dall'esame della Costituzione e dal ringraziare il cielo perché, respingendo il referendum che alcune cose positive le proponeva nel 2016, ma le annacquava e le inseriva in una massa di modifiche decostituzionalizzanti, la nostra Costituzione, che in buona parte è inattuata, però nei valori fondamentali è tuttora profondamente attuale. Ci sono due modi per cancellarla. Uno è quello, la proposta di una riforma, e la Costituzione nei suoi 70 anni di vita, i primi 35 ha visto il tentativo di applicarla con la maggior lentezza possibile, con tutti gli ostacoli possibili e immaginabili. Pensate solo che le regioni vennero approvate e attuate nel 1970, la Costituzione del 48, che la Corte Costituzionale cominciò a funzionare nel 1956, 8 anni dopo. Consiglio Superiore della Magistratura, altro organismo di garanzia, lo stesso. Allora il primo discorso è stato i primi 35 anni, sì, tentativo attuarla, ma con molte resistenze, non ho tempo di annoiarvi su questo. I secondi 35 anni sono stati quelli in cui si è detto, ma non è che per caso questa Costituzione è troppo vecchia, dimenticando ad esempio che abbiamo una Costituzione americana che è molto più vecchia della nostra e che regge qui. E quindi il tentativo o di modificarla in toto, in blocco, o di disapplicarla nel concreto. E abbiamo qualche esempio di questo discorso nelle vicende legate all'attuale crisi di governo, nel tentativo da parte di qualcuno, non sto dicendo idee mie, sto dicendo quello che ha detto il Presidente della Repubblica, di ridurre il Presidente della Repubblica a un notaio che registra quello che la politica decide e di ridurre il Presidente del Consiglio a una specie di Pony Express che ha l'incarico di portare le buste della politica all'attenzione del notaio Presidente della Repubblica. Cioè questo fa parte della tentazione di dimenticarci un pezzo importantissimo dell'articolo 1 della Costituzione, a quale l'articolo 1 dice che la sovranità appartiene al popolo, ma prosegue che il popolo la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, cioè con tutta quella serie di filtri, di controbilanciamenti, di equilibri che possono sembrare una perdita di tempo, ma che sono una proiezione essenziale per la democrazia. Per questo io difendo, se posso dire, con le unghie e con i denti questa Costituzione, pur rendendomi conto che in alcune cose va cambiata, va modificata, ma non nei termini in cui ci è stato proposto di modificarla, col referendum del 2016. Ma porterei fuori il mio discorso. Voglio invece concludere con un'immagine che mi sembra un po' riassumere questo tipo di discorso, di cui abbiamo parlato con chi gestisce la regia del festival. Il bosco. Perché il bosco? Perché il bosco è un emblema fantastico di bene comune ed esprime, bosco, l'albero, il legno, ed esprime perfettamente quella che è la realtà dell'ambiente e l'importanza dell'ambiente. Il bosco ha una multifunzionalità evidente, dalla fornitura del legno, materia prima e insostituibile e rinnovabile per tutte le altre attività, dalla costruzione all'arredamento, e noi qui in Friuli in particolare, sapete cosa voglia dire la trasformazione del legno nei manufatti dell'arredamento, alla sicurezza del territorio, al vincolo idrogeologico, alla produzione dell'energia, alla ripulitura dell'aria e alla salubrità dell'ambiente,
alla bellezza e all'armonia del paesaggio. Il bosco vuol dire combattere nel modo più efficace l'inquinamento luminoso delle nostre città e l'inquinamento acustico dell'assordante rumore di una civiltà, di un progresso che va avanti. Nel bosco sono molti gli interessi in gioco, i pericoli e le aggressioni, il fuoco, l'abbattimento, i furti. Non da ora, da 1 o 2 anni, è entrata in funzione una convenzione, ad esempio europea, sulla provenienza del legno, per evitare gli episodi di furto su larga scala del legno e dell'introduzione, dell'importazione di legno di provenienza illegittima. Il bosco coinvolge una serie di interessi e di realtà, territorio, dell'ambiente e del paesaggio. Coinvolge sempre di più attori di tipo diverso, privati e pubblici, nazionali e sovranazionali. Il bosco è la storia dell'umanità, è la storia dell'albero della vita, quello del paradiso terrestre e della conoscenza, dell'albero della croce, per chi ci crede, la redenzione, dell'albero cosmico, che aveva le radici nel profondo della terra e i rami nell'alto dei cieli. Penso alle selve orride di cui parla Tacito, con riferimento ai Germani. Il bosco è la base dell'arca di Noè, la salvezza dell'umanità, dell'arca dell'alleanza, dell'ulivo del talamo di Ulisse, che era scavato in un ulivo, e la base della nostra vita, dalla culla a quell'ultimo momento nel quale si usa il legno per accompagnare la persona all'estrema dimora. Il bosco, dalla selva oscura di Dante ai boschi della Repubblica Veneta per le galere che andavano alla conquista dell'Oriente, dal bosco di Paneveggio, per cui si trae dal cirmolo, si trae il legno per i violini e per i liuti, al bosco vecchio di Buzzati, dall'albero della libertà, rivoluzione francese, agli alberi dei giusti, che ricordano coloro che nella tempesta della Shoah hanno salvato persone, all'albero Falcone, pensate, agli alberi monumentali finalmente censiti e una tappa della continuità. Il bosco è un ecosistema per economia, per clima, per salute, per ambiente, per territorio. E attenzione, non basta la conservazione statica del bosco, il verde non si tocca niente, perché se nel bosco non si tocca niente il bosco va in rovina o prima o dopo. La silvicoltura di nuova generazione, la nuova economia verde deve prendere atto, ad esempio, che il nostro è un paese ricco di boschi poveri, tant'è vero che dobbiamo importare legno come materia prima per la sua trasformazione in manufatti. Questa è una definizione, mi pare, molto importante, perché dal bosco all'albero non si accompagna la vita dell'uomo. Vedete, si parla di età del bronzo, di età della pietra, di età del ferro, non si parla di età del legno, perché l'età del legno è l'età dell'uomo. Il legno è vivo, vive con l'uomo. E allora si capisce in questo il significato dell'articolo 9 nella sua semplicità, quel trittico che l'articolo 9 delinea tra la cultura, che serve per capire il collegamento tra il passato e il suo patrimonio artistico, storico, culturale, e il futuro e la sua progettualità, l'ambiente. Repubblica, patrimonio, nazione sono concetti unitari da rileggere e da rendere concreti soprattutto oggi, in un contesto che è profondamente mutato da quello in cui la Costituzione venne scritta. Allora eravamo una repubblica di migranti, adesso siamo una repubblica che può accogliere i migranti, sia pure in una logica integrata di tipo europeo. Tuttavia, prima di riscrivere la Costituzione, perché certe regole vanno riscritte e altre vanno attuate, penso, per citarne una soltanto, alla regolamentazione dei partiti e dei sindacati, voluta dalla Costituzione ma mai coltivata dalla politica, che l'ha sempre osteggiata. Prima di riscrivere la Costituzione
Costituzione bisognerebbe rileggerla. Qualcuno forse dovrebbe addirittura leggerla. E sarebbe facilitato dal fatto che la Costituzione è scritta con un linguaggio estremamente semplice ed estremamente comprensibile, almeno nella sua versione originaria. Le variazioni successive qualche problema lo danno, ad esempio la definizione del giusto processo, che è importantissima, prevista dall'articolo 111, era contenuta in un articolo di 5 commi. La sua variante nel 1999, per aggiungere qualcosa, ci ha aggiunto 3 commi in più, che servono solo a complicare le cose. Più ancora, la funzione legislativa era definita, è definita dalla Costituzione con una riga. La funzione legislativa appartiene alle Camere. La proposta di riforma dell'articolo 70, con il progetto sottoposto al referendum, occupava per l'articolo 70 2 colonne di Gazzetta Ufficiale. Cioè, sembra tanto rendere difficili le cose facili attraverso quelle inutili. E guardate, e questo mi pare che è poco percepito, guardate che l'articolo 3, quando parla di patologia dell'eguaglianza per ragioni di sesso, per ragioni di religione, per ragioni di razza, anche se la razza geneticamente non esiste più, per ragioni di condizioni economiche, politiche e sociali, parla anche di disfunzioni dell'eguaglianza per ragioni di lingua. La Costituzione ha un linguaggio estremamente semplice, perché la base della Costituzione è il confronto e il dialogo, non per cercare di rompere la testa all'avversario, non per evocare la sovranità popolare, perché c'è e basta, ma per confrontarsi e attraverso il confronto arrivare alle soluzioni migliori. Quello che riuscirono a fare i nostri nonni in quell'anno e mezzo in cui scrissero una Costituzione alla quale io auguro di poter continuare a darci l'aiuto, il presidio, la garanzia e la guida che nonostante le lacune, nonostante le omissioni, nonostante le incongruenze, ci ha dato in questi 70 anni. Non tanto per noi ormai stiamo arrivando alla conclusione, al tramonto, per i nostri figli, per i loro figli e per i figli dei loro figli.